La situazione si presenta giorno per giorno sempre più drammatica, non piove, non arrivano acque da monte, non arrivano acque dal cielo e le acque che abbiamo noi si stanno esaurendo e salando completamente. La situazione della siccità è drammatica anche nel veneziano, in questo caso nel Veneto orientale. Se la risalita del cuneo salino, vale a dire dell'acqua salata del mare lungo i letti dei fiumi sul Po sfiora oramai i 40 chilometri, per la prima volta si è verificata anche su Livenza, mettendo a rischio persino l'erogazione dell'acqua dai rubinetti di Caorle, Raclea e Torre di Mosto. Abbiamo velocemente sostituito la fonte di approvvigionamento dell'acquedotto che era il Livenza, che come sappiamo si è salato per la risalita del cuneo salino, con un'altra fonte di approvvigionamento che è il Brian. Ora la stiamo stabilizzando, credo che insomma già in giornata avremo anche un'altra linea di riserva in caso dovessero saltare queste costruite in maniera velocissima. Risolto questo problema, la crisi è tutt'altro che scongiurata. A pagare i razionamenti sarà l'agricoltura. Già avevamo limitato al 50% la disponibilità e la distribuzione di acque irrigue e adesso ci vedremo costretti man mano che passano i giorni ad andare a limiti sempre più bassi. Dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si punta il dito sulla sospensione unilaterale delle restituzioni in Livenza di acque provenienti dal sistema idroelettrico afferente al lago di Santa Croce, 13,3 metri cubi al secondo, che dal sistema del Fadalto dovrebbero essere restituiti in Livenza, Valle di Sacile. La collaborazione risolve i problemi, la non collaborazione li crea e si potrebbero risolvere che qualcuno prende delle posizioni molto egoiste e non vuole sentire ragioni di una collaborazione peraltro dovuta per legge.